Se la strada è in salita è solo perché sei destinata ad arrivare in alto. Il piccolo Gori nacque a Giudegiabe, un villaggio fondato da un pescatore di nome Seidi Gorel e da un guerriero chiamato Pate Jamallah. Il villaggio si trova nel nord del Senegal, sull'isola fluviale di Morphil, situata alla confluenza tra il fiume Senegal e un suo braccio secondario, il fiume Due. Nei tempi in cui Gori era bambino, l'isola sembrava un paradiso terrestre. La madre terra era generosa con gli uomini che vivevano in armonia con la natura. Pioveva in abbondanza e grazie alle esondazioni del fiume, dopo il ritiro delle acque, le terre bagnate diventavano luoghi fertili per un'agricoltura fiorente. I frutti della terra, insieme all'allevamento del bestiame, erano fonte di reddito per la gente del villaggio. Non mancava niente per essere felici. Tanti amici e conoscenti emigrati sono tornati ricchi. Non sono né più bravi né più coraggiosi di me. Perché non potrei fare come loro? Malgrado mi allettasse l'idea di andarmene, ero deluso e disperato. Non sapevo dove andare, come andare e quali rischi affrontare. Inoltre sapevo che per migrare occorrono soldi, ma per il momento io, quei soldi, non li avevo. Passavo intere notti in bianco per organizzare un piano di viaggio e giorni di ansia per maturare la decisione di lasciare i miei cari e il mio paese. Ma i soldi, dove trovarli? Ero angosciato. Avevo perso ogni speranza sia di vivere nella mia patria, sia di poter migrare. Questo libro dovrebbe essere letto da tutti coloro che vogliono conoscere ciò che avviene in altre terre del mondo, dove la vita è una continua sfida e i diritti non esistono o sono calpestati. Scuola di vita illumina il ritratto di un giovane uomo che ha lottato con dignità ogni giorno per migliorare se stesso, spesso nella sofferenza e nell'indifferenza, mettendo al centro della sua esistenza il concetto di bene comune e di una ritrovata umanità, basata sull'etica della convivenza. Anna Maria Haberman.